Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. E adesso il momento di conoscere il nome del dirigente che vince la categoria quale miglior dirigente del campionato appunto di prima categoria, ed invito qui sul palco tre personaggi che hanno rappresentato il fulcro delle loro società, quelli che hanno messo passione e dico sempre anche quelli che ci hanno messo pure i soldi. Invito qui Giovanni Barberi, presidente della Stefanese, Gaspare Bonsignore, presidente dell'Unitas Sciacca ed infine Giovanni Gatto, presidente del Chiaramonte Calcio. Buonasera presidente, eccoli qui, la Stefanese e poi abbiamo anche il Chiaramonte. Allora, abbiamo un altro grande personaggio dell'Ajax per svelare il nome del vincente ed invito qui sul palco il delegato nazionale dell'Ajax Roberto Bellomo. Ciao Roberto. Ciao. Allora, la domanda te la faccio dopo perché adesso sono curioso, perché questo del ruolo del dirigente, tu lo sai meglio di me, è importantissimo. Se non insomma vivessero loro il calcio come insomma abbiamo pensato di viverlo noi, non ci sarebbero stati questi personaggi e questi risultati. Tocca a te a questo punto svelare il nome. E allora, prima categoria, miglior dirigente 2018-2019, Gaspare Bonsignore. Oh, dell'Unitas Sciacca, complimenti, complimenti, complimenti presidente. La consegniamo subito questa targa al presidente dell'Unitas Sciacca, Sciacca che finalmente siamo strafelici è ritornato. E attenzione a questo Sciacca perché insomma è una realtà talmente forte che è impensabile che la prossima stagione faccia un campionato di promozione tanto per farlo. Dico bene presidente? La nostra è stata una cavalcata straordinaria, siamo riusciti a vincere il campionato, siamo partiti forte subito, siamo rimasti primi e fino alla fine, ma la cosa sulla quale noi siamo veramente più contenti è aver riportato il calcio a Sciacca dopo un anno diciamo di chiusura totale. C'era lo stadio chiuso, non c'era più la squadra, abbiamo ricoinvolto tutte le persone, tutti quelli che hanno fatto calcio a Sciacca, li abbiamo stretti attorno a noi e soprattutto il pubblico, e siamo riusciti finalmente a riportare la squadra nel calcio che conta. Ci impegneremo tanto il prossimo anno per cercare di far arrivare Sciacca nei posti che merita. Grazie. E se lo dice il presidente dobbiamo crederci, no? Allora presidente, invece Stefanese che ha una realtà bellissima, Santo Stefano di Camastra, che è un paesino meraviglioso, lei ha tante altre realtà che insomma finanzia e progetta, però la Stefanese con questo risultato probabilmente diventa un po' la sua società di riferimento. Santo Stefano di Camastra che vi ha aiutato oppure è soltanto lei che personalmente insomma vive la squadra? Il tifo c'è, esiste, vi dà un sostegno? Sì, il tifo ci dà un grosso sostegno, da quest'anno si è formato pure il gruppo Ultra che da qualche anno non c'era più. Volevo sottolineare che questo successo si è avvenuto anche tramite playoff, vale doppio o addirittura triplo perché ho rilevato una squadra che non c'era più, non ci doveva essere più, infatti quando è iniziata la preparazione al primo allenamento eravamo in 5. Addirittura. Dopo a dicembre abbiamo preso qualche rinforzo e siamo arrivati secondi nel campionato e abbiamo vinto i playoff. E questa è la più bella soddisfazione perché poi vincerle tramite playoff è ancora più straordinario. Mentre invece è anche bello vivere questa realtà della provincia di Ragusa che ha un momento positivo, no? Città di Comiso, Ragusa, Chiaramonte che per la prima volta insomma la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Atmosfera bellissima, so che siete un gruppo veramente molto molto unito. Sì, quest'anno diciamo che Chiaramonte ha vissuto una bella situazione perché per il primo anno partecipa nella storia del calcio a Chiaramonte, farà il campionato di promozione. Siamo tutti contenti naturalmente, la città è vicina, l'amministrazione pure, quindi ci prepariamo per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi. E non sarà facile perché abbiamo tutti detto che il campionato di promozione è sempre molto difficile. Grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione allora.
Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.